Scatman's World. Bella ragazzi, tutti nel commentone veneziano ragazzi. Oggi abbiamo un match, cominciamo ad avere un match già un po' più serio, siamo contro Ryback. Vediamo un po' Ryback vs Veneziano. Sono proprio curioso di vedere se riusciamo a sconfiggere Ryback, che comincia già a essere un lottatore più forte. Vai. Vai Kuma. E ciao vecchio. Oh, contro Ryback possiamo anche uscire. Vai Kuma, bravissimo. Yuppie, Gorilla. Press Kuma. Ci divertiamo. Adesso ci divertiamo. Boom, leg drop. Aia, maledetto Ryback. Porca troia. E Ryback si incazza, figlio. Ryback si incazza. Oddio, siamo già a 6. Muovi te. Com'è? Mamma mia. Ciao Ryback. Ryback è bello grosso, eh? Dai Kuma. Dai Kuma. No, che cazzo sto facendo? Sbagliato. Il Kuma sbaglia, il Kuma è un po' teso. Sa che Ryback è già un avversario più di livello. Eccola là. Ciao Ryback. Ciao piccolo Ryback. Ciao. Ecco, mi ha inculato il porco. Ok, roba nostra. Ok. Buono, tentiamo subito di infastidire un po' a livello di busto. Ma siamo ancora troppo presto per tentare qualsiasi cosa. Merda. Te l'ho parata vecchio. No, Ryback si salva. Aia. Ecco, questa fa un po' male ragazzi. Questa è un po' dolorosa. Però paro tutto. Il Kuma para tutto. Match difficile ragazzi. Match difficile. Ma cagare Ryback. Oh, ciao. Ecco, me li prende subito. Niente da fare. Aia, porco. Maledetto Ryback. Oplala. Ryback. Perché mi vengono tanti punti. Voglio fare il primo pay per view. Il pay per Kuma. Vai di suplex. Ole. Suplex comediano. Vai. Spacchiamo sto busto. A sto porco di Ryback. Ok. Stavolta Ryback la para purtroppo. E Ryback ancora prova con le sue mosse fastidiosissime. Guarda questa, sto stronzo. Dai, Ryback, dai. Il mio però ho la testa un po' ammaccata, Vai che ho la special. Spinebuster. E anche Ryback soffre ragazzi. La furia veneziana. Archeo. 1, 2, 3. Mamma mia. Grandissimo Kuma. E anche Ryback è sistemato. Maia secco. Grandi ragazzi. Grande Kuma. Il Kuma c'è, il Kuma domina. E anche Ryback, Terminator. L'ho terminato. Vediamo se Vicky Guerrero mi dà sto cazzo di pay per view.
Grandioso, molto bene, molto bene. Ok. Oh, ragazzi, purtroppo quello stronzo di Avermedia non è partito, me ne sono accorto solo dopo, porca puttana, che bello commentare per il cazzo. Comunque siamo contro Damien Sandow. E ho fatto la prima finisher, l'RKO e la Choco Slam, però adesso è in corsa anche lui. Ragazzi. Ma va da sé, Avermedia, dovevano registrarmi, che stronzo che sei. No, ho sbagliato tasto, ho sbagliato. Uff, grande, ui! Che culo. Dai, fioi, dai, fioi. Match più equilibrato questo. Sono anch'io in sofferenza. Merda, merda. Attenzione Damien Sandow. Troppo tanti. Questo è pesante. Ragazzi, sto soffrendo anch'io, soffrendo anch'io. Anche il Kume soffre. Dai, però, fammele parare, però, porco. Quindi a questo punto facciamo un altro match perché chiaramente questo è un match comunque corto. Ai ai ai, attenzione che lui la special, fioi. Sveglia. Attenzione Damien Sandow ci sta provando. Cominciamo ad avere avversari sempre più tosti. Vabbè, questo... Bravo Kume. Si soffre. Si soffre. Aia, porco. Troppo presto. Troppo presto. Niente, non scoppia a fare un cazzo. Non scoppia a fare niente. Ai ai ai. Alla finisher anche lui. Bravo, come salvato per miracolo. Ma sto rischiando, fiori. Sto rischiando. Anche Sandow è stanchissimo. Prova la finisher. No, ti prego. Bravissimo. Bravissimo. Grande come. Adesso devo tentare la special. Devo tentare io la special. No, adesso. Porca puttana, dai. Non ce la fa. Non ce la fa. Spinebuster. Adesso andiamo a chiudere. Ma quanto abbiamo rischiato, ragazzi. Quanto abbiamo rischiato. Ciao, ciao, Damien. Ciao, ciao, piccolo Damien. Archeo. Archeo. Schienamento potente. 1, 2, 3. Che sofferenze, però questa l'ho proprio rischiata, Rischio incalcolevole. Unbelievable. Bravo veneziano, arriva un'altra vittoria. Vaffanculo però Fraps della minchia. Maledetto Fraps. Vediamo quando ci spara Vicky. Comunque facciamo un altro match. Voglio il pay per view. Straordinario. Siamo a 60.000 follower. Ok, ancora non abbiamo notizie. Però siamo vicinissimi al pay per view. Vediamo un po' la barra del pay per view. Del PPV. Dai, muovite, a stronzo. Beh, siamo vicinissimi ormai. Randy Orton ha difeso tutto contro Roman Reigns e Payback. Ok. Ragazzi, ho fatto un po' di match senza registrare perché erano, come si dice, match sempre con Damien Sandow. Veramente ormai ho fatto una sfida, ho fatto una fight con Damien, cioè incredibile. E comunque sono riuscito a passare al main event, che è una nuova lega, sono vicino a SmackDown e a Raw. Bene, bene, dai, sono contento. Perfetto. Siamo in una nuova lega, non la conoscevo bene, evento, ma veramente hanno fatto un sacco di roba, cazzo, cioè... Siamo vicini però al bersaglione grosso, cioè dove è SmackDown, che dove voglio andare io, cazzo. Voglio andare là. Ok. Adesso che il prossimo passaggio è SmackDown, buono, buono, buono. Siamo a settembre 2016, prima settimana, ok. Dai, spariamoci l'ultimo match. Ok. Beh, ragazzi, qua siamo contro Dolph Ziggler, ragazzi, Qua cominciamo già ad andare contro un avversario. Facciamoci un'entrata. Vai. Siamo nella nuova lega. Guarda, c'ho il cappellone perfetto di Dolph, grande Dolph. Questo è anche il preferito
di Vicky Guerrero, almeno all'epoca, perché era un po' ragazzi che non seguo più, diciamo, negli ultimi tempi, ho seguito molto poco il wrestling, perché sì, diciamo che comunque il roster, cioè, rispetto agli anni d'oro, è veramente calato, secondo me, cioè... Eccolo qua ragazzi, Salt Lake City, Utah. Eccolo qua, l'ex campione NXT fa il debutto al main event. Ok ragazzi, eccolo qua. E siamo contro Dolph Ziggler. Eccolo qua Dolph. Dolph Ziggler, guardatelo. Eccolo qua ragazzi, Dolph Ziggler. Buono. E inizia ragazzi primo match al main event. Dopo questo match ci sarà l'upgrade. Ecco, forse è meglio farlo prima. Ecco, calma ragazzi. Vai Cube, vai. Ragazzi, forse ho voluto farlo prima l'upgrade. Forse mi spacca il culo Dolph, Buono che no, come? No, cosa ha fatto? Questo porco. Bravo Cube, dai. Andiamo un po' Dolph. E qua diciamo andare insomma su avversari di tutto rispetto. Diamogli un po' fastidio. Cerchiamo di dargli un po' fastidio al busto. Rope break subito. Subito il rope break. Ecco, appunto. Ancora parata, ancora contromossa veneziana. Ancora contromossa del Cube. Dai, dobbiamo spaccarlo, sai, i due biondi della WWE. Dai, ancora prestissimo chiaramente, però almeno diamo un po' fastidio all'impomatato. Ok. Siamo forti però, siamo forti ormai come. Ha preso dimestichezza ragazzi. Andiamo sulle corde. Yuhu! Dolph, cazzo, va la Dolph. Calcione micidiale a Ziggler. Calcione veramente micidiale. Ancora! Signori, Ziggler non c'è più. Ziggler non c'è più. Qua però bella contromossa di Dolph. Buona contromossa di Dolph. Ma ancora il come che si para ragazzi. Aia. Bravo Kuma. No, Dolph, questa è sotto la mia parata. Eccola qua. Non la sbaglio mai questa, o quasi mai. Pam. Bye bye Dolfino. Vai, eccola qua. Molto bene, molto bene. E siamo già alla special, Fury. Spinebuster! Carichiamoci per l'archeo. Signori, vogliamo l'archeo. Servita l'archeo. 1, 2. Attenzione, Dolph Ziggler già è crollato. Signori, questo Kuma è devastante. Questo Kuma è veramente devastante. La strada per SmackDown e Raw è ancora lunga. Io pensavo di aver fatto con Superstar là, e invece ancora da lottare. Buono. Perfetto. Va bene Vicky. Comunque ragazzi, aspetto notizie se volete anche la Universe parallela per avere lo stacco di due cose. Sapete che io posso proporre quello che volete ragazzi. Diciamo che la carriera, leggendo anche un po' questo problema che è un po' lineare così, però
Mi serve una superstar per il prossimo pay per view. Ho però dubbi su... attenzione ragazzi, ha dei dubbi Vicky Guerrero se vuole partecipare al Hell in a Cell match, ragazzi. Comunque siamo a ottobre, secondo anno della carriera comendiana che procede veramente bene. Raga, un saluto da Kumendo, Veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.